Riaperti i piccoli negozi, obbligatorie le mascherine nei supermercati, domani tocca alla Danimarca. Il corrispondente Enrino Pellino. Sono felice di riaprire, dice questa commerciante, per tutti noi è un ritorno alla vita. Ci hanno telefonato tanti clienti, dice un'altra, a casa si sentivano reclusi. Si riparte dai piccoli negozi a Vienna, tirati di nuovo al lucido dopo un mese di chiusura, obbligo di mascherina e almeno 20 metri quadri a disposizione per ogni cliente. Ripartono anche i grandi negozi di bricolage e giardinaggio finora chiusi, mentre per centri commerciali e scuole si dovrà attendere. Non abbassiamo la guardia, ha detto oggi il Premier Kurz, siamo pronti a tornare indietro se i numeri del contagio tornassero a salire. Riapertura delle scuole è al centro delle polemiche in Germania, così come la ripresa di altre attività economiche. Domani la decisione, ma fronti contrapposti tra esperti, sindacati, partiti e governi regionali. Proprio dalle scuole e dagli asili riparte domani la Danimarca, dove è possibile incontrarsi fino a 10 persone, ma restano chiusi cinema e ristoranti, mentre in Norvegia il lockdown finisce il 27 aprile. In Russia cresce l'onda del